tu mandi messaggi sempre molto chiari, sia a chi vuol fare questo mestiere o magari lo fa già, sia a chi invece decide di accostarsi per la prima volta. Ci sono elementi base su cui non si può transigere. Ad esempio, alle tue spalle stiamo vedendo anche delle dimostrazioni. La macchina diventa parte integrante dell'uomo, della donna che sta dietro, e dalla pulizia in poi, insomma, bisogna utilizzarla davvero in maniera sapiente. Sì, abbiamo dei clienti qua allo stand della Mia Street Coffee School, la nostra realtà di Parma, realtà formativa, e si stanno approcciando per un tentativo di montatura di latte e realizzazione di un cappuccino, ma trovano delle difficoltà date dal fatto che trovano attrezzature pulite e le loro, che hanno magari nei loro locali, non lo sono così tanto e trovano magari troppa pressione nel vapore, un'erogazione diversa nell'espresso, proprio un'impugnatura diversa anche della lattiera perché usano altri bricchi magari non professionali e quindi vanno tremendamente in difficoltà e mi dicono ma io non faccio così nel mio locale, faccio diverso. Dico ma sì, ma non è un problema, non preoccupatevi, perché a lavorare poi in un certo modo si ottengono determinati risultati. Adesso vediamo Matteo magari che sta terminando un cappuccino, ma nel mio bar mi risultano le bolle e per forza la lancia è sporca. Preso e appurato che la tecnica sia corretta e la lancia per forza di cose deve essere sporca, non ce n'è. E quindi se vogliamo davvero vedere un cappuccino realizzato nel migliore dei modi, la lancia deve essere perfettamente pulita. Non si può transigere perché, come dire a uno chef, non ho il sale, mettici lo zucchero. No, non funziona così. Mettici un grasso, no, non funziona così assolutamente. Se ci vuole sale, ci vuole sale. Ho visto occhi sgranati mentre tu e Chiara parlavate. Qualcuno diceva, ad esempio, la mia è opaca e voi non dovresti forse nemmeno dirlo. Sì, quando ci si approccia magari al barista, come lo sono io, però con altre esperienze, quello che succede è che non si sa esattamente all'inizio da dove partire per poterlo comprendere, poterlo capire, perché legato a un argomento, legato a un problema ce ne sono altri 1000 e quindi da lì parte il corso di formazione vero e proprio. Non è facile poter risolvere i problemi delle persone in qualche secondo, però gli si può trasmettere che stanno effettivamente facendo delle operazioni non corrette e noi siamo qua, come tu ben sai, per cercare di, per quanto possibile in modo educato, per cercare di aprire gli occhi, se così si può dire, a un consumatore più attento e soprattutto al barista, che il suo consumatore sarà sempre più attento e gli chiederà, avrà più pretese. E lui dovrà essere la persona professionista che deve saper rispondere a queste pretese, deve sapere un gusto quando è più corto, quando è più lungo, ma se non sa che cosa significa, il cliente poi cambia settore e magari si acquista una cialda, una capsula che va benissimo, però se la consuma in ufficio non scende più, non frequenta più il bar, insomma si perde la socializzazione, insomma, in qualche modo. Ecco. Invece noi siamo qua proprio per evitare questo, perché ci teniamo al contatto con le persone, col pubblico e ci teniamo a divulgare, forse siamo un po' troppo a volte, no? Però ci teniamo a cercare di divulgare al massimo la mia conoscenza, la conoscenza di Chiara, di tutti questi ragazzi che sono qua, che si adoperano per accrescere la professionalità da parte del barista, ma non è professionalità intesa a cravatta, papillon, camicia stirata, no, vuol dire sapere che cosa si sta facendo, con che materie prime e come le si andranno a utilizzare. Ho seguito lo show cooking pochi istanti fa e c'era lo chef, un famoso chef, che ha continuato a salare un risotto e io ero stupito, alla fine della preparazione il risotto era dolce, ma vi dico che da profano, da non, ha salato tantissimo questo riso, eppure c'è un segreto nella sua preparazione, me l'ha appena svelato. Io non avrei mai immaginato, dopo tutta quella quantità di sale avrei immaginato che era immangiabile e invece era dolcissimo. Quindi vuol dire che dietro certi aspetti, dietro a certe cose che vediamo, c'è un mondo che non conosciamo, un mondo spettacolare.